Che vita strana. Ungheria di notte, PEX, in un camper. Resto dell'idea che fare queste cose da solo ti dia tutta un'altra emozione, un po' quel chi va là, no? Costante. Certo che dall'altra parte, insomma, è bello anche sentirsi meno scemi dall'aver scelto di andare in certi posti in compagnia, insomma. Quindi ti senti sicuro, tranquillo, proprio tranquillo. È più una questione psicologica. Throw on your 40s and grab your boy. Bello perché per strada ci guardano tutti, si vede che vedono sta targa strana, no? Che poi io e Giovanni abbiamo anche quelle vecchie, no? Quelle ancora con la provincia e dicono ma chissà dove cazzo è con sti 14 qua. Praticamente è tutta una salita e una discesa, diciamo che ad occhio magari ti sembra di essere in pianura, in realtà guarda la quinta non sta, adesso mettiamo la quarta, a parte che siamo arrivati in vetta. Allora, a destra la villona ungherese, no quella piccolina forse la casetta in giardino, sta qua, guarda che forte, che strana. Certo che se non piovesse, guarda che bello, che spazi infiniti, questo vabbè è un campo questo a sinistra, però veramente c'è di quegli spazi infiniti. Purtroppo hanno spostato i giorni di pioggia, cioè oggi non doveva esserci pioggia, ieri doveva essere l'ultimo, invece adesso oggi è segnato come l'ultimo, porca miseriazza, vabbè dai, bello comunque. Per carità, anche perché sì, stiamo guidando, però sai, vederlo con tutt'altra luce sarebbe stato ancora più figo, no? Guarda Corvi, porco cane, cioè, è una corvaia qua, guarda che robe! Ah ecco, questa vedi, è la strada sostanzialmente che ti porta dal lago, dall'Ungheria, dove ci siamo spostati, a Belgrado. E noi adesso stiamo andando a Belgrado, anzi no, stiamo andando a PEX, la prima sosta, è fra 121 km, però vabbè, direzione Belgrado. Certo che ragazzo, tutti sti stradoni immensi, no? Che sono anche insomma ben asfaltati, perché guarda com'è liscia la strada, no? E sono tutti con limite 60 km/h dall'inizio alla fine, probabilmente è un invito ad andare in autostrada, per Singano è un invito a notte, perché cazzo questa è la mia velocità, io vado ai 50 ai 60 e adesso tipo sui 50 posso accelerare anche un pochino, sto sui 55, perché io poi mi sdraio qua e mi guardo tutto il panorama, mi rilasso, faccio i miei pensieri. E così non ti stanchi, ti rilassi, te la godi e consumi il triplo meno. Mi sono fermato un attimo per strada perché c'è sta grande fattoria, agriturismo, ristorante, non so che cacchio è. Pensavo ci fossero i cervi, vedi, perché è pieno di cose di cervi dappertutto. Ci sono, ma sono là sopra. Andiamo, è che piove, vuoi che andiamo là sopra? Ma sì, dai. Andiamo lì. Andiamo. Eccolo qua, vedi, non serve fare tanta strada. Ciao cervo, buongiorno. Ciao bellezza, cosa fai là? C'è anche l'amica Cavara. Ah, che faccia. È vero, è pieno di usei qua. Guarda che roba. No, anche i piccioni. Vabbè, perché non sanno che da noi sono inflazionati i piccioni. Guarda questa. Sì, ma con la coda così secondo me, non so, vuole far baruffa. Sì, secondo me sì. Cazzo, ma guarda che posti che ti porta a Singano, è proprio un sacrilegio, cazzo, che ci sia sto tempo caccoso. Guarda che cunici giganti. Gli alpaca, questi sui canguri, hanno fatto una specie di piccolo zoo qua, ma che roba. Ciao canguro. Oh, che arriva. Signor Lama, non sputarmi però, Io posso farti le cose. Guarda che se mi sputi mi incazzi, io te l'ho già detto. Ciao. Ciao, che bello, ma un lama socievole, è simpatico il lama, non sei come quello del Folie dell'imperatore che se... No, a te sì, vedi, a te sì, a te ti ha visto e ha detto adesso gli sputo, no, che a te ti sputa a Tokyo. Ciao. Buongiorno. Ah, un lama femmina, Come fai a sapere che ha la vagina grande. Ma magari quello è il culo, scusa. No, dai, ma sarò ormai, porca troia. Guarda che sei fuori girata come dire, ma siete scemi tutti e due. Il micio Mao, è un micio nostrano, è micio, sì, è il micetto nostrano, il micetto da guardia, sì, anche il collarino, guarda che posa, che punta,
Eh sì, fa il micio da guardia, guarda che roba. Peccato proprio per la giornata. Ciao sottospecie di struzzo. Guarda testi, qua hanno fatto proprio tipo una specie di zoo, eh? È strana sta roba. No? Cosa dici? Dice niente lui, sta fermo. C'è il gatto che ti risponde. No, il mio amico cinghialo, io li adoro. Il cinghialo. Ma va, ce l'avevo anch'io il cinghialo. Ciao bellezza. Cari vari crantini. Ciao amore. Ciao. Non ho niente da darti, non ci arrivo. Se sapevo ti portavo un biscotto o qualcosa. Ecco questo amore. Cara. Bella come il sole. No, c'è anche il maialino normale. Mamma mia, bellissimi. Scusa. Ciao tata. Senti, stessi versetti del crantino. Ciao. Ciao. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, tu volevi le coccoline. Io so che tu... senti. Ok. So che tu vorresti le coccoline nel pancino in parte. Nel pancino in parte. No, guarda, quello è del colore del mio, però quello è più tipo vietnamita, perché ha il muso corto e allungato. No, i cuccioletti, guardali, che belli. E anche il cinghialotto va, che bellissimi, cavolo, come la mia. Guardali. Guarda che spettacolo. Ciao mamma cinghialo. Ciao pseudo crantino, ciao! Ciao amore, ciao! Vieni qua che ti gratto, vieni qua. Io so che a voi piace che vi si gratta qua. Soprattutto vi piace, ma non ci arrivo nella pancina, sai tata? Non ci arrivo nella pancina. Se tu mi dai la pancina io ti gratto nella pancina in parte, che a voi piace tantissimo. Mi piace tanto. No, oddio, questa è identica. Cazzo che trip! Guardala, questa è identica alla mia, stesso muso. Ciao Gioia. Ciao crantino. Guardala. Ciao bella. Identiche uguale. Ciao, sì, tu sei quello di prima. Scusa se ti faccio un video solo sui maiali, ma per me sono meglio dei cani. Hanno un'intelligenza incredibile queste bestie. Sono il terzo animale più intelligente al mondo. E il cinghiale un po' sbaruffante gli dice stai nel tuo. Sì, 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 guardala. Cara. Giovanni, sto accarezzando un animale che non so cosa sia. Un cervo. Ma sicuro che c'è. Ma vedi te, cos'è? Uno squalo? Che figata, di là ci sono altri animali ancora. Vabbè, ma è tipo uno zoo. E sono tantissimi, il posto è molto grande qua. Questo coso, ma non te lo puntino perché siamo per strada. Oppure sì, potrei anche puntinartelo. Pe. Sì, perché siamo... i due alci che si incornano là, che provano. Sono alci, sì. Scusate, scusa sì, passo di qua, scusa sì. Che gentili, hanno visto che non cosavamo. Ma sì, questo è un alce, non è un cervo. Ecco, cos'è? Simpatica. Vero che siete alci? Sì, siete alci. Mangia Giovanni, mangialo. Ehi, mangialo. No, vuoi mangiarlo. I gratini, poi tu li mangi nella gusta robe. Certo. Esatto, Giovanni è appena starnutito e il lama ha detto no, qui mi si lancia la sfida, vero lama? Adesso ti mando Giovanni, dai Giovanni, vai a salutare il lama, dai, vai a salutare il lama, è vero sì, guarda, quando alza il labbretto così alle orecchie così è pronto, ma fin qua non ci arrivi? Che cazzo guardano? Ma sì, ma è ovvio, ma no, vero che vorresti dargli un sputino a Giovanni, Un bel sputino, occhio che c'è lo struzzo che ti vuole ingrumare. Fate queste cose un po' Sodoma e Camorra là, e Gomorra, un po' insomma, un po' ultra specie. Perché ce l'ha con me? E tu cosa sei? Una specie di struzzo? Ma sei strano come struzzo, Struzzo strano. E dopo, guarda, qui dentro, vedi, c'è tipo a negozio, guarda, vendono di tutto, dai fiori finti al degheio. Robe strane. Ascoltate, noi andiamo avanti, ci vediamo alla prossima, ok? Sì, no pinciarmi in macchinetta. Tu no pinci in macchinetta. Bene, e a salutarci alla fine abbiamo i galletti ungheresi. Ciao galletti!